Con 27 voti contrari e 21 favorevoli, il Consiglio regionale, convocato in seduta straordinaria, ha bocciato la risoluzione presentata dal consigliere della lista Tosi, Maurizio Conte, in merito ai debiti non commerciali della Regione Veneto nei confronti di enti ed altri soggetti. La risoluzione impegnava la Giunta a non erogare nessun nuovo finanziamento finché non saranno pagati tutti i debiti pregressi, a stilare un elenco con la situazione debitoria aggiornata e un piano dei pagamenti, a individuare forme di anticipazione a favore degli enti per onorare i debiti e concludere il piano di rientro entro il 2015. Sono 1,5 miliardi di debiti nei confronti di debiti non commerciali e quindi per opere pubbliche, per soggetti che hanno ricevuto finanziamenti anche piccoli ma anche importanti. Non so come ad esempio potrà fare il Consorzio dell'Alta Pianura Veneta a fare la cassa di espansione di Trissino investendo 30 milioni, dove poi la Regione non li pagherà. La nostra paura, sostiene Conte, è che si attenda al prossimo bilancio di previsione, magari per prevedere nuove tassazioni come l'applicazione dell'IRPEF o le accise sulla benzina. Queste non sono soluzioni e noi vogliamo capire come fare. Forse questo è il momento anche da parte del Presidente, della Giunta, di una maggioranza, ma sicuramente in quel caso anche dell'opposizione, che siamo pronti ad appoggiare di sforare il patto di stabilità pur di pagare i debiti e pur di garantire che le nostre imprese non vengano appunto a morire per colpa della Regione. La scorsa legislatura, ribattono infastiditi dalla maggioranza, ha assicurato una gestione virtuosa e una decisa riduzione dei passivi. Siamo una delle regioni più virtuose, purtroppo abbiamo dei debiti nei confronti dei fornitori non commerciali, però questo è dovuto a dei limiti di patti di stabilità. Adesso studieremo, già sono al vaglio anche da parte dell'assessore, delle soluzioni per ovviare a questo problema, però non è attraverso una risoluzione che dice tutto e niente che si risolvono i problemi del Veneto. Trovo ridicolo, aggiunge piccato il capogruppo leghista Nicola Finco, che simili strumentalizzazioni arrivino da chi fino a ieri faceva parte del governo di questa regione. Questa è la cosa scandalosa, gente che ha amministrato la regione del Veneto fino a ieri e che oggi si trova all'opposizione, oggi dicono che in Veneto non va bene niente, che è tutto da rivedere, che bisogna utilizzare degli strumenti anche in deroga agli attuali limiti di legge. Mi chiedo fino ad ora dove sono stati questi ex assessori o ex consiglieri che hanno magari governato il Veneto negli ultimi 15 anni.